Pronti ne fa una me, Luisa, mio padre e mia madre. Pronti? Non sta a ridere, mamma, bisogna far presto. Oh, una mio cognato e mia sorella. Cesare. Ragazzini? Ma risparmia di sti soldi, va. No, moneta papà, su. Dai. Queste cose le capita una volta sola. Pronti? Oh, neanche il fotografo riesce a farti ridere. Fermi. Teresa, corri, corri. Dove vedete nell'armadio? Sono nei comodi della Giovanna. Dai, dai. E dai. Fermi. Fatta. Una, ne voglio una No, dammene Robertino. con i miei padroni. È un minuto. Scusi, perdiamo la corriera. Prego, prego, perdete la corriera sul serio. Scusi, ha ragione, perdiamo la corriera. Prego, prego. Figurati, non far complimenti. Mamma, papà. Scusa, eh. Ciao Luisa. Mamma, scusa. Mamma, papà. Arrivederla, Ciao, signora ciao. Bai. Tante, tante cose. Grazie. Tanti e tanti auguri. Ciao. Ciao. Arrivederci. Permette? Maggiore. Grazie e tanti auguri e buon viaggio. Arrivederci. Buon viaggio. Luisa. Ciao. Oh, Gina. Signora? Signora Bai? Sì? Questa è la Gina. Ah, bene. Vedrai, più brava di me. Vabbè, domattina ti aspetto, eh? Signor, e questa è venuta via stamattina dall'altro posto, non c'ha da dormire. Ora vediamo. Tante Ciao, cose, auguri, buon viaggio. Fatti vedere Ciao, quante Gina, volte. ciao. Arrivederci. Ciao. Guarda ragazzino, tu sta attento, dà la mano a papà. Eppure di questo ragazzino in braccio, fa attenzione. Sì. Mamma, ricorda di portare sto vestito prima delle 7. Se no ci fanno pagare una giornata in più d'affitto. Lo volevo stirare prima. Beh. Sbrigati, va, che abbiamo pochi minuti. Aiuto! Mamma! Che tiro su, te la faccio pagare. Cosa te dà? Mi è venuta una cosa qui, di colpo. Perché? Per mio padre. Che deve dire? Che deve farci? Sono io. Non stare a preoccuparti. Ha scritto alla signora Bai. Non mi va proprio più vede. Che parlo mi, se deve convincere. E basta? T'ho detto 3.000. Non ne ho, mi sono rovinato i confetti. È da stamattina che mi tieni impegnato. La colpa è del sagrestano. Ha sbagliato gli orari. Guarda qua, non ha fatto neanche in tempo a correre a casa a cambiarsi. Beh, te li do. Ma mi riporti a casa i vecchi? Non ci rientro. Non ci rientrate mai voi. Dai, dai, ferma. Siamo arrivati. Demo, donne, sta per partire. Buon viaggio. Grazie. Mamma? Pronti, si parte! Andiamo, vi salutate da su. Ciao mamma, ciao papà. Messo? Permesso, scusi, permesso? Ciao ma, ciao! Ciao, ma, ciao, Ti papà! porti il vestito, riportalo! Prima delle Ciao! 7, eh? Ciao! 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 Mia madre ci ha visto. Mettite calma e andiamo. Forse non mi ha riconosciuta.
Lo sapevo. Ciao, ma. Questo è Natale. Buongiorno. Ho le mani bagnate. Ma che fa? Papà, Sta al mare, sta uscendo fuori. Giulietta, Maria. Non so, so in giro. Tuo padre è in collera forte. Signora, la so fatta. Lo so, lei non conosce suo padre. Dormite qua stasera? Mi piacerebbe, se c'è posto. Potete partire domattina presto, prima che torni tuo padre. Ma io gli voglio parlare. Meglio di no. Quello è capace di farti una scenata in mezzo alla gente e mi dispiace. Io ci vado. Lascia perdere, Luisa. Oh, Signora, suo marito deve vedere che ha una faccia come gli altri. Tenga. corri! Buonanotte. Buonanotte, ma. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ciao, ma. Ciao. Mo quanto prendi? Beh, adesso mia Manovale piglia 1000 lire al giorno. Però presto passa muratore vero e allora piglia 40 lire di più all'ora. Alla pensione da vecchio. Ci avete la pensione voi da vecchi? Adesso stiamo in regola con le marchette. Ce l'abbiamo. Se piove non vi pagano però. Con l'acqua non si lavora. Ma il mio è un buon mestiere. Buonanotte, signora. Vedrai che ogni tanto vi mandiamo qualche cosa. Luisa mia, l'intenzione magari ce l'avete buona, ma poi avevi un figlio e addio. No, mamma. Abbiamo fatto il patto d'aspettare. Buonanotte, va. Dobbiamo mettere prima su casa nostra. Buonanotte. Luisa, domattina svegliami, ti devo parlare. Sì, ciao. Sta disgraziata lo so che te deve dire. Lei ci andrebbe a servizio, ma con l'idea del cinematografo la domenica però. Ma è troppo giovane e i debiti ci so. Pure tuo padre lo devi capire. C'è ragione anche lui, lo so. C'avevamo ragione un po' tutti. Ve sveglio io domattina alle 5. Buonanotte, signora. Mi chiama sempre signora. Mamma, buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, ma. Ciao, Buonanotte. Ciao, Ni. Buonanotte. Ogni tanto manda un saluto, una cartolina, indirizza a tuo padre. Gli devi far vedere che tu sei sempre pronta a fare la pace. Signora, mamma, è meglio che ci mandiamo un vaglia. Non te devi offendere, ma non ci spero, perché tu c'hai già i tuoi vecchi da mantenere. Mamma, vedrai. E tu sta tranquilla. Quando è ora ti trovo io un bel posto a Roma. Saluta la tua famiglia. Sì. Gli devi spiegare che mio marito non è cattivo. Quanti siete a casa vostra? 8. 8. E 9 con Luisa. E 10 con l'altro che è in viaggio, di mia sorella. Signora, io coi miei lo confesso. Stiamo un po' stretti, ma ci sto volentieri. Mamma, si tratta di fare un po' dei sacrifici per un anno. Poi cerchiamo di andare soli. Domani vi mandiamo una fotografia del matrimonio. Sì, bravo. Indirizzala a tuo padre. Ti potevi mettere le scarpe? A quest'ora c'è umido per terra. Ciao mamma, ciao Giulietta. Ciao. Guarda, Natà, stanno a tornare.
Dormi un po'. No. Ma sì, va. Non voglio dormire. Parliamo. Parliamo. Quando credi tu che puoi passare muratore? Spero fra 4 o 5 mesi, se mio cognato mi aiuta. Ecco, vedi? Sta attenta, tra un minuto ci siamo. Tutta sta roba è venuta su dopo la guerra. Quando che sono arrivato a Roma mi, qui era tutto prato. Ecco, non il primo, il secondo. Quello dopo la chiesa? Sì, quello con la bandiera. Mariani! Mariani! Non ti possono sentire. Mi piaceva che i miei amici mi vedessero. Madonna, quante case. Continuano a costruire. Fino alla Niene. Vedrai che il lavoro non manca. Meno male. Aspetta. Vieni. Ciao papà. Ciao. 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 Buongiorno. Ciao. Sei pronto a pranzo? Oh madonna, te venisse bene. Mi hai fatto andare il cuore in gola. Con te poi facciamo i conti. Che c'è sto ragazzino? Ah, l'orecchioni e il gappasciana brutta notte. Toh, è l'ultimo. Oh Giovanna, fa subito sto pesce, Piace, tanto che sei fresco. È un regalo di mia madre. Oh, sì, è fresco. Lo faccio stasera fritto, così lo mangia anche il Cesare. Tuo padre? Quello c'ha la testa dura. Come la mia. Luisa, via un momento. Il letto l'ho fatto mettere qua, così siamo lontani dalla finestra. Passano sempre automobili. Hai visto, a casa mia c'era il rumore del mare. Mi piaceva. Papà, Addio. Ma non si potrebbe mettere su qualcosa da separare un po'? ma... Eh? Oh, bello bambacione di papà. Fammi aspettare sempre un quarto d'ora tu. Santo Dio. Cosa te pare di Luisa? La me va, ma la parla poco. Andrò d'accordo con Cesare allora. Spogliati, bel di mamma. Su, a letto tu. Un momento! Dai, levati le scarpe. Oh. Domani devo alzarmi alle 7. Ti chiamo io. C'ho la sveglia nella testa.
Tua sorella è sveglia. Mannaggia. Dormi. Chi ha lasciato la luce accesa nel corridoietto? Io no! Se non marzavo io stava accesa tutta la notte. Quello che ha sempre le fregne. C'ha ragione. In una notte su 100 lire di luce. Vanno bene così, capo. Sto un po' qua con la cazzuola. Sì, ma cerca di non farti vedere da ingegnere. Ma perché gli dovevo imparare il mestiere? Dopo ci farà la concorrenza. Sor Giovanni, è una ruota, Sì, no? Sor Giovanni. Piero, continua qua. Però sta attento al filo, eh? Metti i calci. Così metti il mattone. Tiro più avanti. A incrociare deve andare. Se no te casca tutto addosso. Ragazzi, Giovanni. Te va? Sì, mi pare un'idea. Che c'hai? Mi pare che stavolta che siamo. Metti dal letto. No, è meglio che mi muovo. Finisco di preparare il pranzo. Ti do una mano. Non ci pensare, magari non succederà niente fino a stanotte. Mia madre, quando gli vengono i dolori, in un'ora fa tutto. E mo, dove sta bicicletta? Mannaggia l'anima del... Sta casa deve sembrare un po' una casa, mica un dormitorio. Allora lo usavo io il corridoietto. Ma lo potevi pure dire. L'ho detto a Giovanna. Sì, a Giovanna, tanto a quella gli fate fare quello che volete.
Finantropo, e per entrare a casa mia devo tornare pure il permesso. Ma Giovanni, che c'è? Ti senti male? No, Ma te ce ne togli? mo fa. Ma Giovanni! Che stiamo fa? Amà! Amà! Ma andai da tua madre! Andate a comprare il pane! Andiamo a chiamare la Lenzoni! La levatrice, abbiamo 14! No, il 20! A 20! Sbrigate! Giovanna, c'ha le doglie! Giovanna! Giovanna! Cosa sei? Niente. Giovanna ha fatto una femminuccia. Ah, Cesare sarà contento. Sì. E Giovanna come la sta? Mo dorme. Ma che hai stasera? Niente. Cominciamo con i misteri adesso. Te vuole un suave? Su, via. Un cremino e un suave. Sera. Hai avuto da dire con mio cognato? Si è messa a strillare per il letto. Ti ho godito ad aspettare. Tu vuoi sempre aspettare. Bisogna ringraziare il cielo che siamo al coperto. Peggio che in piazza. Tu non c'hai vergogna. Io sì. Femo due passi. Devo. Dai. Forza. Lasciami stare. Oh santo Dio. A chi assomiglia la bambina? C'ha gli occhi del padre. Ma quanto è bella. C'ha la testa piena dei capelli, come una grande. E qua. Ci manda la portinaia Mariani. Avanti. Prego. Qui c'è sto cassettone, sta sedia, st'armadio, gli potrebbero pure servire. Madonna, non si è mai finita di vedere. Ma anche sempre sto rumore. Ci si abitua. Ci si abitua. Può dire le condizioni? Gliel'ha detta la signora Mariani? Mi ha spiegato un po', ma... A meno non si può. Ma non può, tre. Allora è meglio gratis. Buongiorno. Buongiorno. Sta su, sta su. Ci volevano mandar via il giorno stesso del bombardamento. Mo crolla, ne so passati danni. Ogni tanto viaggio un pezzo di intonaco e basta. Sa quante famiglie ci stiamo? 30. Una fa coraggio all'altra. Ma non può capitare che la mattina entriamo e alla sera il comune manda via tutti. No. Ma se non ci fosse sta possibilità, come facevo a dartela 5.000 lire con l'uso di cucina? Andate trovi almeno. A Prenestino, non stanno solo riservaggi. Se ci mandano via, prima il comune deve trovare casa a tutti. Anche a noi se ci veniamo. Ma si capisce? E no, loro no, perché noi, non avendo il diritto di subaffitto, loro devono risultare come ospiti, amici, parenti, Beh, se combiniamo il prezzo, a me m'andrebbe. Oh. Ma ti va sempre. Potremmo pensare che su qualche giorno. Si mette la capara.
Ora facciamo un giro, casomai ripassiamo. Benissimo, benissimo. Buongiorno. Ci vediamo. Spero. Buongiorno. Chi t'ha chiamato? Chi t'ha chiamato? Vorrei sapere chi t'ha chiamato! Non si può neanche parlare. Che te impicci? Che te impicci? 5.000 le sei proprio buttate dalla finestra. Per 5.000 lire poi. Ma questa casa con la spalata vi so davvero? E questi che ci stanno? Non sono cristiani come noi se ci stanno. Cosa ti devo dire, figlia mia? Tu vai fuori la mattina e torni la sera. Una donna c'ha più bisogno della casa. Ti sei già pentito. Sì, vabbè. Questa è la verità. Ma va, mi sembri una banderola. Sta calma, dai, andiamo. Non mi voglio impegnare con gli affitti. Devo sempre un po' di scorta. Se man mano costa i magni, ma va. E poi a fine del mese cosa mandiamo a tu fare? La bolletta del gas? Ma io posso andare a mezzo servizio. Sì, vabbè. I recenti studi di scienziati illustri delle università di tutto il mondo hanno portato alla soddisfacente, invero meravigliosa conclusione sopraespostavi. E così forse nel 1957 andremo nella Luna. È meglio che mettono le cose a posto qua prima. Onde non generare una congestione. Bella lei, bella patatona tettina. Che ti piangi, eh? Bella. Che piace il vin, che piace il vin, da piano innamorata. Chi ha lasciato la luce accesa stanotte? Ieri sera siamo andati a letto al buio noi. Qui uno è stato ma nessuno vuole mai le colpe. Sto mese la bolletta è stata di 4.000 lire e io non me la sento da pagare il consumo dell'arte. Stanotte ho fatto tutto un sonno. Non mi sono mai alzato. Ci fosse un po' di sincerità nella vita. Qui uno paga e poi gli tocca fare pure la figura del fesso. Paghiamo tutti? Scusa. Il ferro da stiro consuma energia e mia moglie usa quella a carbone, mi pare. Sto mese l'ho usato una volta. Giovanna lo può dire. E quella detta a giri come te pare a te tanto. Allora se andiamo a guardare, Mamma? tu leggi sempre il giornale la sera, per quelle ore. Ma anche il giornale posso leggere adesso. Sarebbe ora che lo leggessi un po' pure te, disgraziato. Ti devo sempre criticare. Sì, fatte mettere su, fatti. Queste sono parole di tua moglie. E lascia stare mia moglie. Ti sei buono di far tutto. E gli altri niente. E qualche cosa so pure buona a fare se t'ho insegnato il mestiere. E poi mettete bene in testa che il contratto d'affitto sta a nome mio. E il padrone di casa so io. Il padrone. Il padrone. Non mi fate il padrone di che? c'è gente fuori che sente. Te pago anche a me. E chi te deve ringraziare il cielo che per trovare un buco bisogna dar via l'anima, te capì? Io sta casa ma la so dovuta trovare. Vuol dire che sei stato più fortunato. Sì, te parli tanto per parlare. Perché così darò sempre un buon a nulla, ma ti sbagli e te farò vedermi. E fammi vedere. Te faccio vedere subito. Fa su la roba, vado a prendere il carettino. State, dimenticato! Muoviti! Ma dove andate? Cesare non sei cattivo, i sei pensieri, ma perché dobbiamo sempre litigare fra noi altri poveretti?
Non c'è niente da piangere, tanto prima o dopo questo doveva succedere. Beh, te lo faccio sapere, mamma. Figlio mio, ma dove ti va? Se trova. Garaggion Luisa. Ciao. 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 Cosa vuole? Cercavo uno. Sono sgombrati da un mese. Ma allora, se tutto vodo? Fra 2 o 3 giorni buttano giù tutto. Se potrebbe sistemare dentro sto carrettino, sto po' di roba per un paio di giorni. Ci mettiamo in una camera senza dar fastidio a nessuno. Fin tanto che troviamo qualcosa da affittare. Non si può. Non si può proprio. Metti che capita una disgrazia mentre ci sta dentro tu. Io vado a finire in galera. Magari via giù tutto. Ma devi venire giù proprio in questi giorni? E che ne so? Andiamo, va. Non torno neanche morto. Ci penso io a cercare, sta tranquillo. Mi dispiace perdere la giornata, ma non te lascio andare sola. Fosse di notte. Ho paura che ti freghino. Tu dici sempre di sì. Mi sono cambiata e poi mi riservo. Gli dico che viene mio marito a vedere. Forse vuoi guardare sul giornale? No, sul giornale no, ci sono sempre posti cari. Fidati, stasera ti vengo a pigliare a cantiere e vedrai che ho trovato. Se vuoi sono capace di portarmi anche il carrettino. Sì. Dove ti va a mangiare? All'albergo. Pigliati sta frittata. Io vado in latteria. Ma vado dalla Gina. No. Le faccio piacere, anche alla signora Bai. Ti telefono, dammi il numero. 780 423. No, 432. Ti campo dei soldi? No. Ma entrambi lo sai se paga. Via, dai. Corri! Monta! Capilo, ti sei comprato l'appartamento? Scusi, assistente. Posso sistemare sto carrettino? Là. Per 2 o 3 giorni soltanto. Vabbè, fa un po'. Grazie. Buongiorno. Addio. Oh, tira su qua cofana! Posso lavorare dall'altra parte? Perché? Per non vedere mio cognato. Che c'è? Niente. Cose di famiglia. Ma quello qua a fine del mese cambia cantiere. Diventa capoccia. Capoccia, assistente, ingegnere, re. Ma lontano. Beh, levata qua cofana! Facevo una settimana, sono stufata. Facevo 3 mesi pure che mi ha potuto derivare. Ma l'avete fatto una mandata di casa popolare? Sì, è proprio così. Mi fanno una bella ma non è vera. Sta ragazzi, cerca una camera da affittare. Gli do la mia gratis. C'è uno che vende, ho 300 carte d'amici. Ammazzalo che là. In quanto siete? Io e mio marito. Ora creatura, sei già sposata? Se aspetta un momento l'accompagno io. C'è una signora qui a 2 passi. Mi farebbe un piacere, proprio. Andiamo subito. Lascio la conca! Le ragazze si sposano così presto. E poi se ne accorgono che cos'è sto matrimonio.
Buongiorno signora Maria. Buongiorno. Arrivederci. Non bisogna far vedere che uno sta con l'acqua alla gola, vedrai che scende. Pare una brava persona. È una santa. Però figlia mia, quando uno ha fame perde la santità. Che succede? Occupatevi dei fatti vostri! Tutti i sacrifici che ha fatto. Ma volete sgomberare Le qua? truffe ha fatto, lo so io, li Andate via di qua! Questo è terreno di proprietà, non si può. Non si può, c'è la legge, questo è terreno di proprietà. Stanno a costruire tante case nuove, dategli tempo. Sì, intanto uno dove va? Ma non si può più costruire case abusive. Qua al Prenestino ce ne sono 7.000. E lo Stato lo perde, no? Sto disgraziato, poveraccio, non ha fatto in tempo a finire. Ma lo Stato lo fa. Avanti, ti conviene venire fuori con le buone. E è mio che mi paga il danno. Ma chi te l'ha fatto fa? Qui tutti si sono costruiti una casa, che forse io sono più fesso degli altri. Mo' è finita. Se non ci prendevamo riparo, sta borgata arrivava fino a Piazza Colonna. Che cosa ne potete capire voi altri? Sì, perché noi altri facciamo una bella vita. 8 ore sempre su, sempre in piedi. Non vedi che abbiamo i piedi piatti come i camerieri? Andiamo, sta squadra deve cominciare a buttare giù. Avanti voi altri. Forza. Scusate, un momento, ma proprio volete buttarla giù? Ma che me vuoi far passare un guaio? Andiamo su. Andiamo? Potevate arrivare un po' più tardi, almeno se povero Cristo ci metteva la porta. Figurati. No, se chiudeva dentro e poi mica potete entrare quando c'è la porta, ci sarebbe violazione di domicilio. Vabbè, stiamo fuori. Ma se ci manca il tetto che fai? Se non ce l'hai messo prima che arriviamo noi, non ce lo metti più, ti pare? Io li avevo avvisati che alle 8 le guardie arrivano come una cambiale. Calmati che dal primo del mese ci sarà la sorveglianza anche di notte. Andiamo su, andiamo. Fuori voi. Fuori andiamo. Uscite per favore, uscite. Oh, e tu non vai a lavorare? Ti sei fermato a vedere? Mio marito. Quello è rovinato. Mica si può mangiare, ma tu. Ma l'ha voluto proprio lui. Ma che stanno quelli? È una settimana che sono venuti da Reggio Calabria. Con sei muratori mica poteva partire. Ma ce ne volevano almeno una quindicina. Mi pare di essere a mare, su una nave. Siamo arrivati alla copertura con un po' di ritardo. Sai quante giornate di oggi ci sono state? Qua c'ho il brindisi. Avallò, faccia il discorso. Assiste, il vermouth è buono. Ci stava bene la pizzetta. Che le pizzette forse fanno piove. Le pizzette mica fanno piove, assiste. Avilo! E poi dicono che succedono le disgrazie. A multa non te leva nessuno. Scusi, sa, ma con furia! E sta ferma, sei rosso! Ma che sei scema? Cosa, devo farti mettere sotto? Non ti ha dato la multa perché sei buono? È che bisogna far presto, per via della luce, fra mezz'ora non ci si vede già più. Ma cosa sei da fare? Se troviamo un po' di soldi ci abbiamo la casa nostra. Che soldi? Gli altri spendono 100.000 lire, ma tu sei muratore di risparmi. Ma che dici? Aspetta, mo te faccio vedere, ti convinci a vedere. Non te mi spieghi, non faccio più un passo avanti. Ti spiego, sì, ma camminando, andiamo, su, via, ti spiego camminando, dai. Con 2 anni d'affitto ci pagate la casa. Non fatevi scappare l'occasione, io mi mangio ancora le mani. Qui è buono, c'è batte il sole tutto il giorno. La fontanella sta qui vicino, ci avete tutte le comodità. Magari che penso su sta primavera. Qui alla fine del mese non si può costruire più, ci mandano i guardie anche da noi. E facciano sforzo. Ci vogliono i soldi. Se fa un debito, ha ragione sta creatura. Pensiero dell'affitto ammazza, io quando devo pagare l'affitto mi viene sempre un po' di mal di testa. Ci vogliono più di 1000 mattoni. Un 300 tegole alla marsigliese e almeno 3 quintali di calce. Meglio carcitrata, se va più presto. Si capisce. E poi che vuole almeno un camion di pozzolano. Non bisogna fare economia d'uomini per finire dentro la notte. Uomini ci sono, ma quel che manca sono le 100.000 lire. 100.000 non le spende, uno che del mestiere non le spende 100.000. Ci vuole un po' di coraggio. Buonasera Francesco. Buonasera. C'è qualcuno che vuol costruire? No. La posizione è una delle meglio. Io piglio l'impegno di fargliela in una notte. Come la mia.
Stesso tipo e stesso materiale. Ma questo fa il muratore, figurati se ha bisogno. Io posso fare uno sconto, ci lavora pure lui. Ma lui piglia la roba a prezzo migliore e fa economia di un sacco di soldi. Ma una posizione come questa non la trova. Deve costruire dall'altra parte e quando piove si va dentro fino al collo. Perché qua non si può. Io vedi i paletti? Beh, che vuol dire? So io che ci ho messi. Spiegami che vuol dire. Che ci posso costruire io. Ma fammi il piacere, l'usa il prezzire che chi arriva prima può fare. E io sono arrivato prima. Ma che stiamo un treno che basta metterci il cappello? Allora perché non ci ha messi dei paletti? Perché io c'ho da lavorare, mica posso andare a mettere i paletti. Con sto sistema dei paletti tutta Roma e gli altri stanno a guardare. Oh, c'è poca alza la voce. I paletti ci sono, i paletti ci restano. Questa è terra nessuna da tutti. Via qua, via a manna via. E via a manna via. Casa fatto casa tua. E che vuoi? E che guardie. Quello specula sul sudore dell'altro. In palazzo me ce faccio. Sto disgraziato. C'ha ragione. Non ti preoccupare, se te dico io che ci puoi costruire, ci costruisci. Sto prepotente mascazzone. Mi pare d'essere ancora fidanzata. Ti piacerebbe tornare indietro? Forse non mi sposeresti più. Ma non fa lo scemo. Però tu ci devi pensare un po' a far presto. Pensaci stanotte. Stanotte devo dormire. Che penso domattina? Tu non ci pensi. Lo giuro. Voglio dare una mano a Gina per la cucina. Domani seguito a cercare. Ciao. Scrivimi. Sta su, De Morale. No, mi dispiace solo per mia mamma. Natà, ti ricordi? È stato qui che mi hai fermato la prima volta. No, là, sul marciapiede. Ste cose ce le ricordiamo meglio noi donne. Ti telefono. Sì. Ciao. Ciao. Ricordami anche tu che domani mattina lo devo smacchiare. Dormi da capo o da piedi? Fa lo stesso. C'è una signora che mi darebbe 3.000 lire di più al mese se ci vado. Tu che ne dici? Dipende. Che gente è? Ricca. Ma l'appartamento è il doppio di questo. Allora avrai da spaccarti la schiena coi pavimenti. Ma c'hanno l'automobile. Oh, ma che sei matta? Che guardi? Ah. Perché questi qua, il maggiore e la signora, sono senza figli? Ma non so se la colpa è di lui o di lei. Magari non li vogliono. Ma non si capisce bene. Tu sbrigati, così hai figli grandi che sei ancora giovane. Mi sono sbrigata, va. È da ieri con l'impressione di essere incinta. Complimenti. E lui che ha detto? Ah, se non sono sicura non glielo dico. Ah. Credi che chiede un po' dei soldi alla signora Bai? Quella te li presta? Col cuore te li dà, ma soldi non ce n'hanno. Lo so, tanto per parlare. I militari, se non c'è la guerra, guadagnano poco. Ma la signora non c'ha un fratello con i quattrini? Il professore di scuola? Sì, quello che scrive. Pia come noi. Noi 20.000 lire di mangiare e dormire bisogna calcolarle, no? 12.000 che ci danno, un po' di regali,
Fate un po' il conto. No, ma... Buongiorno. C'è un po' di nausea, come ieri. Ora ti faccio il caffè. Mamma mia, quello sveglia i padroni. Pronto? Pronto? Sì. Dormono. Dormono, devo parlare piano. Ti devo dire una cosa. Mo no, quando ci vediamo. Sì, bella. Mo no, è inutile che tu insisti. Oggi ci pensi alla casa? A te non te ne importa sta separato da me. Questo è il fatto. Ma cosa lei? No, mo non te la dico. Mannaggia la miseria. Ciao. Quello c'è il sonno leggero. Aveva ragione mio padre. Dovevamo aspettare. Non ci si sposa senza una casa. E chi si sposa allora? Mi presti 10.000 lire? Ora finisco di lavarmi, poi parliamo. Ti regalo un paio di calze. Semmai mi piacerebbe di più una boccetta d'acqua di colonia. Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia, la strada la sai. Buongiorno. Vedi papà, la vasca, la tazza e non ci sta più niente. Scusi, questo bagno si potrebbe allargare un po'? Si può allargare prima che tiriamo sui muri. 1, levati un momento per favore, scusa. 2, 3. Papà! Qui la libreria ci sta benissimo. Qui la scrivania, il divanetto, oppure la scrivania con la finestra alle spalle. No, meglio qua. Sì, meglio qua, la mettiamo qua, sì. Cosa sei? Niente. Dove potevi farci male? Non hanno piacere che le famiglie vengano sul lavoro. Cosa sei? Ti volevo dire che ho trovato un mezzo servizio. Ah, e questa sarebbe la bella notizia? No. È un'altra. E dilla. Mo te la dico. Mi hai piantato il telefono questa mattina. Ma non devi telefonare così presto, se no svegli il maggiore. Ma non mi devi fare queste scenate. Bisogna che ti ragioni. Che
Che hai fatto qui? Niente, guarda contro un ferro. Scusa, questo che cosa corrisponderebbe? All'anticamera. All'anticamera? Vieni, ti faccio vedere dove che dormo. Stanno in via nazionale, c'ho solo un autobus da pigliare. A me proprio non mi piace. Ma come, mi danno 10.000 lire al mese, la colazione la mattina, il pranzo a mezzogiorno, e faccio dalle 8 alle 3? Accidenti, che mezzo servizio. Ma sono persone gentili. E poi il padrone mi ha fatto sedere e mi ha detto: signorina, si accomodi, si metta a sede. Io non ti manderei di qua, solo perché ti ha chiamato signorina. Lui mica poteva sapere che sto sposata. Mi sono rovinato a comprarti la fede. Falla vedere un po', no? Mica è brutto. Mettiti a sedere. Sono incinta. A me le cose belle le capita sempre di venerdì. Uno come noi 70.000 lire non ce la fa, anche se ti danno i mattoni il prezzo di prima, perché adesso sono aumentati. Dovrei cercare di averli a rate. Io ho 10.000 lire. A mio padre glieli mandiamo più avanti. Amici, vi offro da bere. Tuo figlio in viaggio, ufficialmente! Bravo! E taccia più spesso ste notizie. Un figlio è sempre la fortuna! Io dovrebbe essere un milionario, ce l'ho stecchi! Voglio fare una casa, di quelle clandestine. Una camera, 4 metri per 5, anche meno. Mi date una mano? Sì. Questo canta sempre miseria. Mo diventa proprietario. Scusami, sai, ma fai una fesseria, presto lo buttano giù tutto. Perché non provi a fare una domanda anche tu all'istituto casi? Troppo c'è da aspettare. Si capisce? Siamo migliara, de migliara. Hai sentito che ha detto il Presidente della Repubblica? Che tutti dovremmo avere una casa degna dell'uomo. È giusto. Andrebbe bene domani notte che è sabato. Così domenica potete dormire. Non ce la fai in una notte. Ma se può. Si deve accontentare di dita de fondamenta. E il terreno dentro lo spiana il giorno dopo. Ci vanno 12 ore almeno. Bisogna cominciare dopo le 8, perché prima ci sono le guardie. Pensaci, Natale. Se credi che non te pago, te pago. Pago tutti, magari con un po' di respiro. Ma pensa alla salute. No. Prima devo trovare un po' di soldi e i mattoni a rate. Figlio mio. Devo far tutto in un giorno, sennò dopo mi pento. Ragazzi, io se mi chiamate ci sto, ma non ci sarà mica pericolo d'andare in galera. No, questo c'ha sempre paura. Casomai ci va Natale in galera, noi no. Allora va bene domani sera. Sì, dove? Al Prenestino, alle 7. Va bene. Mamma! Sono 20.000 lire. Gliele puoi dare 5 al mese. Madonna, quanti debiti. A mamma,
Mi è venuto un coraggio da leone. C'è Cesare. È una gran bella macchina. Sì, ma per la famiglia è sempre meglio a 1100. Aumento con la Mercedes, che capisci? Quello ci ha visti. Vabbè, sei mia mamma, no? Ciao, mamma. Ciao. Saluta tutti. Oh, ma. Gli mettiamo il tuo nome. Ciao. Avanti. Avanti. Buonasera. Io vado a chiamare gli altri. Ah, i soldi. Ah. Oh, è un'ora che sto a girare. E sta zitto che non ti sentono le guardie. Non mi ricordavo il numero. Mettete qua col carrettino, va. Piano. Piano. Andiamo a dare un'occhiata in giro. Guarda se ci sono tutti. Aspettate un momento, noi andiamo e torniamo. Va bene. Andiamo. È arrivato questa sera a Ciampino alle ore 17:30 il signor Bergman della STA. Erano a riceverlo i dirigenti della STA italiana. L'ha ingolfato, ci hai messo troppo petrolio. Io credo che mi firmo. Sì, Ma che sta facendo? Ci ha fumicato tutta casa. Andiamo. Potremmo cominciare. Le guardie se ne sono andate. Andiamo. Forza, sto dritto avanti. Avanti, avanti, avanti. Franco. Fa venire avanti il carretto con l'acqua. Ma se facendo un po' di luce? Gira, Ora gira. Dove che fanno? Pietro, Luigi, venite. Voi intanto cominciate a scaricare. Questo è il posto. È terra buona questa. È buona, è buona. Oh, abbassa, abbassa. Qua ci vedono da 1 chilometro. Abbassa, abbassa. Siamo riparati. Andate al carretto dell'acqua. Ci ho messo 2 ore sano. Vabbè, mo il cavallo si riposa. Ha bisogno di riposarsi, sta pure male. Dai, qui facciamo la calce. Scarica sta pozzolana. Venite. L'asa è un po' stretta, ma l'allarghiamo. Oh, sti pareti sono diventati utili. E come no? Dì, tira una traccia qui e un'altra qua. Luigi, ce la facciamo in 10 ore. Io devi fare. Guarda, noi andiamo. Ti ringrazio. E di che? Mamma mia. Lo sapete che non si può? Chi è il padrone? Padrone di che? Padrone di questa roba qui, di tutta sta roba. Che abbiamo fatto? Ancora dobbiamo cominciare? Meglio. Se invece di venire subito venivamo fra 1 ora e 2, forse avevate tirato su un muro e poi bisognava buttarlo giù. Allora sta una spiata. Pensa alla salute, intanto con una multa la cavate. Allora chi le paga queste 1700 lire? Io ne pago anche di più. Ma non posso perdere tutta sta roba. Io ne pago anche di più. Senti, o cambi discorso o passi un guaio. Non posso perdere tutto sto denaro. Che me ne fate di tutta sta roba? Come ti chiami? Che avevo una cosa dentro che me la sentivo. Io non devo ascoltare gli altri. Come ti chiami? Che avevo una cosa dentro. Fuori da casa mia,
Fuori! Fuori! Io cazzo di legge, no! Te l'ammazzo! Io no! Senza dire permesso, cosa vuole lei? Come me gliela per magnaccia? Ne posso pure denunciare! E io te torno a menarlo! Me l'hanno da gente! Me dai di qua tutte le sere! Fuori! Fuori! Non ci costruisci là! Te butta giù la casa a spallate! Guarda che te sbatto dentro. Dammi le generalità. Mi sono levato una soddisfazione. Morziamola qui, se no te porta al commissariato. Ma guarda sonno, io dovrebbe andare dentro e quello deve restare fuori. Chiacchiera meno, mettete a caricare. Allora come ti chiami? Natale Pilon. Natale Pilon di? Pilon Antonio. Antonio. Dove sei nato? A Cavarzere, il 20 gennaio del 1934. Gennaio 1934. Dove stai? Dove sto? Mi piacerebbe sapere dove sto. Ci metto senza fissa dimora. E mettici quello che vuoi. Bisognerebbe andare a bastonare quella carogna. Gli hanno già dato l'anticipo, signora. A Natale. Che fa? Carichiamo su. Carichiamo io. Su, andate a caricare. Renzi, c'è 1000 spicci? No, non ce l'ho. C'è 300 lire? Ce l'ho, sì. Dammi 300 lire. Ecco. 1, 2 e 3. Ecco, vieni. Sono, metto in testa. Che fa? Mi piacerebbe sapere qualche cosa per via del cavallo. Che ora fai? Le 9. Va a prendere la roba. Ma non c'è proprio più niente da fare. Sbrigati. Figlia mia, hai visto che è successo? Chi avrebbe detto che quel mascalzone avesse fatto una cosa sì? Aspetta, non ti fa male. Andiamo, amore. Fate vedere, fammi sapere. Domani vengo a ritirare il carrettino. Mi può mandare a chiamare se c'è bisogno. Sì. Se fa sentire sto freddo. Ma li fiaschi dove stanno? Sull'altro camion. Mi pare da stanguera, mi pare da sta. Ah, oh, sta a sorti la luna. Te vuoi la mia giacca? Non ho freddo. Ma sì che fa freddo. No. Sei una testona. Cosa ti piangi? Con le lacrime cosa fai? Mi sarebbe piaciuto che il bambino nascesse in una casa. Mettiti sta giacca. Va. No. Mi dispiace, ma mi devo fermare. Adesso ti faccio vedermi. E fammi vederti.
Fa spegnere i fari. Spegni i fari. Ci potremmo mettere là se c'è posto. Oppure là. Una guardia. È un ferroiere. Andiamo. Fate piano. Scaricate, scaricate, piano. Piano, piano. Ecco qua. Qua. Io che devo fare? Aiuto a portare l'acqua. Franco, va con lei. Ma qua tiriamo un bel filo, eh? Scaricate! Ai mattoni, su. C'è un filo da qua, e uno di qua. Da qui a qui, con 2 palettini, alla stessa altezza, sì. Vai, fai presto. Forza con sti mattoni! Wow! Forza! Dai! Su, presto con sti mattoni! Ma che dormi, oh? No, forza, Chino. No. Passa? Chi è che costruisce qui? Mi basterebbe che ti tirassi più là di un 3 metri. Ma arrivo proprio sulla strada ferrata. Siamo 2. E va bene. Perché quando c'ho qualche sordo, mi piacerebbe da allargarmi un pochetto. Va bene. Buonanotte. Scusi, si lavora tranquilli qui? La notte non vengono mai. Buonanotte. Buonanotte. Che ti senti male? No, è roba di passaggio. Cosa sei? Ma che ti ha detto quello scemo? Ma cosa sei? Niente. Mettiti a Ma sedere. sto bene. Ti ha una faccia? È il freddo. Adesso mi muovo e mi passa. Vatti a sedere. Lasciami andare a pigliare l'acqua. Ma non star a farmi arrabbiare. Ti giuro che mo sto bene. Siete in punti, non ti smuove neanche il Padre Eterno. Vado piano. Deve essere la polizia ferroviaria. E se capitano qua? A quest'ora stanno a fare la guardia ai vagoni. Volete bere? Fra un'oretta uno sfialino non ci starebbe mica male.
Ammazzalo! È più grosso del gatto! Madonna! Un topo mi fa più paura del ladro! Mettiti giù, scema. Non vengono dove c'è la luce. È passato le gambe. Ci ha sbattuto dentro! E piantiamola, basta, piantiamola lì! Ma come ti tira su sto muro? Il filo non gli era giusto! Che t'ho detto? Non ci sa fare, questo non ci sa fare! E però sbatte contro questi materassi non vanno per terra! Cosa ti può sbattere? Ci sono 3 ore di lavoro, non ci si rimedia più niente, sono fregato! Cosa vuol farsi? Vede che siamo segnali. Questa baracca è nata male, male doveva finire. Mannaggia il momento che t'ho dato retta. Dio, non ne voglio più sapere. Parla piano, che te posso sentire. Anatà, te l'avevo detto io, per risparmiare poche migliaia di lire, qui c'erano 10 mastri, tutti bravi, tutti in gamba, allora tutto andava bene. Dai tu un'occhiata a quel muro. Tu, vieni a darmi una mano. Ma guarda un po', 3 ore di lavoro. E voi mi dovete scusare. Non so più quel che dico, non ho più la testa. Scusatemi. Se può mettere un po' di petrolio lì, dentro a qua lampada. Beh, non te sta, Mattia. In qualche modo rimediamo. Ma cosa te vuoi rimediare? Le 8 le arriva presto. Boh, dammi un po' di calce, va. Ti posso dare una mano? Tu è meglio che te ne vai. Batti all'acqua, va. Bevi. Non mi va. Mettici sulla bocca. Ma non mi va. Non c'è nessuno a queste parti che fa il muratore? Io un po'. Ma che facciamo le prove? Possiamo dare una mano a portare l'acqua ai matoni. Ci bastano 500 lire a testa. Avevo bisogno di altra roba qua. Dai, fai presto, vai. Ho pensato a una cosa. Cosa? Se mi dici di sì, sono qui fra un quarto d'ora. Cosa te vuol fare? Chiama Cesare. Va a dormire, va. Ragazzi, sta fermo. Luigi, che ora sei? Spiegaci allora. Le 2:30. Qua per guadagnare tempo bisogna mettere i mattoni a coltello, è inutile. No, viene un lavoro fatto male, poi te ne penti. Ma mi devo finire, non mi voglio far fregare. Ah, figlio mio, io i miracoli non li so fare. Ragazzi, vieni qua. Beh, Devo guadagnare 100 lire. sì. Mi devi accompagnare via Vasi, qua vicino. A che fa? A chiamare uno. E andiamo. Davanti tu. Sebostino, mi pareva una cosa d'oro. Come ti chiami? Luigi. Magari tuo padre ti cerca. No, non mi cerca.
Sono Luisa. Mamma mia. C'è bisogno di Cesare. Non si finisce a tempo la casa. C'è avuto una fila dei guai. Lo chiamo, vieni dentro. No. Papà. Vieni dentro. No. Luisa! Adesso vieni. Entra un minuto. Domani. C'ho voglia di vedere la pupa. Lei è infomagra, malaga d'occhi. E sto ragazzino che fa? Ragazzi, mettete a sede. No. Gli ho fatto fare una camminata. È uno che sta là. Io ti devo portare i ferri. I ferri ci stanno! Veniamo anche noi. No, torna a letto, ma. Andiamo! Da che parte sta? Non ti so spiegare, mica lontano. Ragazzi, come si chiama? Dove stai? Padre Sant'Agnese! A batteria momentana. Andiamo, monta su. E sto ragazzino? Io vengo di corsa. Dove stanno? Fossati di Sant'Agnese. Lì tu moglie. C'è Cesare. Ci hai fatto perdere tempo a cercarti. Hai ragione, te lo dovevo dire. State avanti col lavoro. Magari. Mio cognato. Ah, piacere. Piacere. Che dici? Che la faremo per un'oretta a mettere su sta trave? Speriamo. Speriamo. Vabbè. Addio, c'è. Ciao. Fammi portare un po' di carcia. Vabbè, ma fammi portare la carcia, non è pronto. Volete bere? Più tardi, più tardi. Volete bere? Dopo. Volete bere? Fra un pochetto con lo sfilatino. Vatti a sedere, va. Allora fra un'ora do da mangiare a tutti. Va bene? Da quant'è che siete arrivati? Adesso. Se mi sforzavo un po' arriviamo insieme. Sei capace di mettere un po' di petrolio a sta lampada? Sì. Oh, ma ragazzi! Un momento. Un momento! Forza, mettiamo il suo mano. Ma che fa, ma la capriata? La capriata, sì. Ci avevo troppo tempo per la capriata. Te devi accontentare del tetto piatto. Ma perché devo fare proprio una conigliera? Ma io te faccio anche in palazzo. Ma solo le 6, te vuoi capacità? 2 ore bastano per fare la capriata. Ma vai a imparare, va, in 2 ore. Come ti dico io, in un'ora gliela famo. Come dici te, nemmeno 3 ore bastano. E vabbè, mannaggia. Ma figurati che caldo st'estate, però. Figlio mio, adesso te devi accontentare. Poi magari col tempo ci rimettiamo le mani. Ma qui le 8 arrivano. Mannaggia.
il tetto piatto. E famo sta conigliera. E va bene, fama la capriata. Però signora fama, la colpa è tua. Forza, dai con sto trave. Mi dovevi svegliare? Ci vorrebbe un po' di caffè. Vaccelo a prendere, va. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Era a buon punto, eh? Ah, c'è un debito. Vai a casa, non c'ho bisogno. Vengo lo stesso. Non ti do niente? No, non voglio niente. Forza, mettiamo su sto tomato. Via là, dammi una mano. Forza, un po' più là. Così? Sì, sta attento però, non ti pistare male. Broccoli! Broccoli! Ma c'avevo altro da pensare. Demo! Dai con sti broccoli. Ci sono le guardie! Non gli date retta, sto scemo fa sempre sti scherzi. Vattene che ti tiro una decolata. Bene, io! Fate vedere, fate, ti rompo la faccia, scemo! Quello uno se ammazzi ti danno la soluzione. A quello gli avrei minato pure io. Annata, io devo andare. Ci vediamo al cantiere, facciamo i Va conti domani, va bene? Ciao. Dai, Arrivederci, ci vediamo al cantiere. Chi ha messo sto catenaccio? Ci doveva mettere occhiali. Aspetta, poi quando ho finito qua vengo giù io a darti una mano. Annata! Stanno qua! Le guardie! Li bossi, nel minuto hanno spaccato. Mamma, Luisa, butta dentro il letto! Che vergogna, mannaggia! Ci si può mettere presto! Un bandone, tanto per coprire! Un quarto d'ora, mannaggia! Avevamo finito! Non si chiude! Potevo fare ancora a tempo! Dai, e come facciamo adesso? Cesare, vieni giù dal tetto, ti vedono, vieni giù! Falli tardare che coprimo, nanti 10 minuti ho finito. Quando il tetto è coperto non ti parlo di più niente. A bru, a ballo, mettetevi a fare cazzotti, portatevi via i guardie. Andiamo alla curva? Sì, andate alla curva, fate un sacco del buriana, basta che ben sbrigati. Via, sparpagliatevi! Ma che fate qua, via! Presto! Signora, senti! Pigliati i ragazzini, mettiti a letto con i ragazzini, spogliati! Se ti trovano a letto con le cadure non ti fanno niente! Mi vedo sicuro, un minuto solo. Vieni, Glielo potevi dare, no? Tieni, pigliati questo! Sta buono, bello di mamma, sta buono! Andate via per piacere, andate via! Mettiti sotto le lenzuola. Se fossero, ma quelli non si menano. Le guardie capiscono. La mia ragazza devi lasciare sta. Ha capito? Ha capito? Andate via, mettetevi là dietro. State un po' lontani. Noi andiamo a messa. E state buoni. E state Hai buoni. capito? E state buoni, no? E state. Vieni giù! Mannaggia, ancora un quarto d'ora avevamo finito. Va fuori, aspetta, va fuori. Madonna, Nata, vengo! Sta calma, Luisa. Santa. Mamma, alzati. Sì. Nata. Proprio al naso mi dovevi colpire.
Apri! Apri! Non aprì, c'è violazione di domicilio, non C'è aprì! violazione di domicilio. Non te muove, la legge quando la casa è coperta non ti può Non fare te può niente. fare niente. Vi sbagliate tutti! Lo volete capire sì o no che è proibito? Adesso non lo cacciamo fuori, ma poi c'è il processo e uno va dentro. Ma l'ordinanza non la conoscete e il manifesto del sindaco non l'avete letto? Apri? No, non apro, non apro! Ti conviene aprire, senti a me. Te devo fare il verbale. Come ti chiami? Natale Pilon. Di? Pilon Antonio. Antonio. Nato? A Cavarzere. Cavarzere. Quando abiti? E dove la vuol che abito? Qua. Fossati di La paghi subito sta contravvenzione? Sì. 5.200. Uno, due, 5 e 2. Annata, vanno via! Pare. Nada, puoi aprire! Nada, l'abbiamo fatta. Signor, mi ridà mio figlio? Grazie. Lo finisci tu il tetto? Ci penso io, sì. Grazie. Se vediamo. Ma cos'è sta affare della prigione, del processo? Non ci pensare, è tempo. Ragazzi, che fai? Va a dormire. Metta presto come un cagnolino. T'ho detto di andare a casa a dormire, vuoi andare via? Va via! Sei stanco? Ma verrò fuori più tardi. Ora sento solo voglia di finire. Ma no, vatti a riposare, tu che sei stanco. Ma no, voglio finire. Ma vatti a riposare. Ciao, Nata! Arrivederci, ciao, grazie! Ciao!
Questo è Natale. Buongiorno. Ho le mani bagnate. Ma che fa? Papà? Sta al mare, sta uscendo fuori. Giulietta? Maria? Non so, so in giro. Tuo padre è in collera forte. Signora, la s'è fatta. Lo so, lei non conosce suo padre. Dormite qua stasera? Mi piacerebbe, se c'è posto. Potete partire domattina presto, prima che torni tuo padre. Ma io gli voglio parlare. Meglio di no. Quello è capace di farti una scenata in mezzo alla gente e mi dispiace. Io ci vado. Lascia perdere, Luisa. Oh. Signore, suo marito deve vedere che ha una faccia come gli altri. Tenga. Corri! Te ne fa una me, Luisa, mio padre e mia madre. Pronti? Non sta a ridere, ma bisogna far presto. Oh, una mio cognato e mia sorella. Cesare. Ragazzini? Ma risparmia di sti soldi, va. Andiamo, lì da papà, su. Dai. Queste cose le capitano una volta sola. Pronti? Oh, neanche il fotografo riesce a farti ridere. Fermi. Teresa, corri, corri. Ma vi vedete nell'armadio, sono nei comodi della Giovanna. Dai, dai. E dai. Fermi. Fatta. Una, ne voglio una No, dammene Robertino. con i miei padroni. È un minuto. Scusi, perdiamo la corriera. Prego, prego, perdete la corriera sul serio. Scusi, ha ragione, perdiamo la corriera. Prego, prego. Figurati, non far complimenti. Mamma, papà. Scusa, eh. Ciao Luisa. Mamma, scusa. Mamma, papà. Arrivederla, Ciao, signora caro. Vai. Tante cose. Tanti e tanti auguri. Ciao. Ciao. Arrivederci. Permette? Maggiore. Grazie e tanti auguri e buon viaggio. Arrivederci. Auguri, buon viaggio. Luisa. Ciao. Oh, Gina. Signora? Signora Bai? Sì? Questa è la Gina. Ah, bene. Vedrai, più brava di me. Vabbè, domattina ti aspetto, eh? Signor, e questa è venuta via stamattina dall'altro posto. Non c'ha da dormire. Ora vediamo. Tante cose, auguri, buon viaggio. Fatti vedere Ciao, quante Gina. volte. Ciao. Guarda ragazzino, tu sta attento, dà la mano a papà. Eppure devi questo ragazzino in braccio, fa attenzione. Aiutami. Sì. Mamma, ricorda di portare sto vestito prima delle 7. Se no ci fanno pagare una giornata in più d'affitto. Lo volevo stirare prima. Beh. Sbrigate, va, che abbiamo pochi minuti. Aiuto. Mamma. E tiro su, te la faccio pagare. Cosa tega? Mi è venuta una cosa qui, di colpo. Perché? Per mio padre. Che deve dire? Che deve farci? Sono io. Non stare a preoccuparti. Ha scritto alla signora Bai. Non mi va proprio più vede. Che parlo mi, se deve convincere. E basta? T'ho detto 3.000.
Non ne ho, mi sono rovinato i confetti. È da stamattina che mi tieni impegnato. La colpa è del sagrestano. Ha sbagliato gli orari. Guarda qua, non ha fatto neanche in tempo a correre a casa a cambiarsi. Beh, te li do. Ma mi riporti a casa i vecchi? Non ci rientro. Non ci rientrate mai voi. Dai, dai, ferma. Siamo arrivati. Andiamo, donne, sta per partire. Buon viaggio. Grazie. Mamma? Pronti, si parte? Andiamo, vi salutate da su. Ciao mamma, ciao papà. Messo? Permesso, scusi, permesso? Ciao ma, Ciao, ma, ciao, papà. Ripari del vestito, riportalo. Prima ciao. delle 7, eh? Ciao. 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 Madre. Ci ha visto. Mettite calma e andiamo. Forse non mi ha riconosciuta. Lo sapevo. Ciao, ma.